Adesso la situazione è diventata quasi intollerabile, non si ferma la protesta dei netturbini a Palermo e quella dei rifiuti sta diventando una vera e propria emergenza. Nella notte decine di roghi hanno interessato non solo il capoluogo siciliano, dal centro alla periferia, ma anche la provincia. Ben 44 gli interventi dei vigili del fuoco, ma cumuli di immondizia bruciano anche in queste ore alla luce del sole. Ieri i netturbini non si sono presentati al lavoro, continuando nella loro protesta che dura da 8 giorni, ma oggi la raccolta dovrebbe riprendere a pieno regime con grande dispiego di uomini e mezzi, così almeno dicono i vertici dell'AMIA, nonostante la conferma dell'ennesimo corteo. I commissari dell'azienda di igiene ambientale hanno spiegato che la raccolta dei rifiuti riprende regolarmente anche con l'ausilio di mezzi comunali, garantendo interventi straordinari con palo, con gru a Benna e a Polipo nei punti più critici. Ma la protesta non si ferma. Gli addetti temono il fallimento dell'azienda, commissariata da quasi 2 anni. Il sindaco di Palermo Orlando incontrerà a Roma oggi il ministro dell'ambiente Corrado Clini, ma c'è anche un altro problema, quello della cosiddetta nave dei veleni ormeggiata nel porto di Palermo. Nessuno la vuole e per il momento resta al molo trapezoidale del porto. Si tratta di un cargo con 30.000 tonnellate di percolato prodotte nelle discariche di Bellolampo. Giorni fa, nonostante accordi economici con una società sarda di smaltimento, la nave non era stata fatta attraccare, respinta dalla regione e dal comune di Olbia, così era tornata indietro col suo carico irricevibile. Dalla Guardia Costiera spiegano che non è prevista per oggi la sua partenza dal porto di Palermo. Dal consorzio industriale di Sassari sarebbe arrivata a quanto pare una tiepida disponibilità, ma prima si intende analizzare il percolato per assicurarsi che non contenga prodotti di origine industriale.